Benvenuti, buon fine settimana, rientriamo con una nuova stagione del Punto. Nell'anteprima anche oggi vi racconteremo un po', normalmente facciamo il racconto della settimana, oggi facciamo un racconto un po' più lungo, diciamo cosa è successo in quest'estate, cosa sta succedendo in questi giorni in Sicilia, cosa succederà probabilmente da qui a poco tempo nella nostra regione che sta vivendo un periodo davvero complicato, anche inserito in un contesto diciamo, geopolitico più ampio. Ne parleremo oggi con il direttore della Sicilia Antonello Piranio. Ciao direttore. Benvenuto. Ciao Luca, bentrovati e bentornati. Oggi insomma apriamo questa anteprima, diciamo, quest'anno abbiamo voluto approfondire di più perché serve, no, un po' anche ai nostri telespettatori cercare di capire alle nostre latitudini cosa sta succedendo. Quindi insomma sei il primo opinionista della stagione. Allora partiamo subito Antonello perché insomma ieri è venuta a mancare una figura di primo piano dell'impresa, dell'industria siciliana ma direi internazionale, un capitano d'impresa, un uomo diciamo lungimirante, una mente, un gran personaggio, Pasquale Pistorio, insomma, che è diciamo, l'inventore dell'Etna Valley, diciamolo così in maniera molto semplicistica. Ti ringrazio dell'opportunità, dell'invito e anche dell'occasione di aprire ricordando un grande uomo e un grande manager. Pistorio, l'ingegner Pistorio è stato l'inventore dell'Etna Valley, colui che ha capito che anziché giocare in difesa per salvare lo stabilimento della allora SGS Ates, stiamo parlando degli inizi degli anni 80, e chiudersi in difesa e accettare per esempio anche un invito, anziché fare transistor, all'epoca si facevano transistor, fare delle pentole, che sarebbe stata una sconfitta dopo pochi anni, visto il mondo come è cambiato. Lui invece rilanciò. Si ricordò che a Catania c'era un capitale umano potenziale enorme grazie all'università e rilanciò cambiando la mission, come direbbero quelli bravi oggi, dello stabilimento. Anziché fare assemblaggio, andiamo già in perdita, perdeva il 120% del fatturato, quindi era morente praticamente. Anziché chiuderlo cambiò filosofia, anziché assemblare transistor, puntò sulla ricerca, sull'innovazione, sulla tecnologia al più alto livello. Fu una svolta, ci fu questo grande accordo con i francesi e dalle ceneri della SGS Ates nacque la SGS Thompson, l'attuale ST Microelectronics, e l'Etna Valley fu un titolo del nostro giornale molto fortunato. Se l'avessi registrato probabilmente avresti preso anche i diritti. Avrei preso anche i diritti, però fu il senso di e quell'incontro, il primo incontro con l'ingegner Pistorio nacque nel 93. Eravamo reduci dalla stagione tragica, tremenda delle stragi. E da cittadino, prima ancora che da giornalista, come ho scritto sul giornale di oggi, pensai, dico, ma siamo anche altra roba, e andai a cercare le cellule di eccellenza, dal piccolo artigiano. Trovai a Caltanissetta uno che faceva pipe per Clinton e poi mi imbattei in questo colosso. E quindi da lì perché lui era originario di Agira, originario di San Filippo d'Agira, studiò al Boggiolera. Poi andò a studiare al Politecnico. Oggi ST, lo ricordiamo ai nostri telespettatori, è praticamente un polo d'eccellenza in Sicilia, con tutte le difficoltà che la Sicilia causa ovviamente anche alle imprese che vogliono investire qui. È certamente un punto di riferimento per tanti giovani laureati delle nostre facoltà, è certamente un punto e un polo di ricerca eccezionale in tutto il mondo. Assolutamente, considera che oggi ci sono 5.400 dipendenti circa diretti, erano altrettanti un mondo fa, quando non c'era la Cina, quando c'era l'India nascente. La ST è riuscita a mantenere grosso modo il livello occupazionale agli stessi standard di quando c'era un altro mondo, e questa
significa visione, futuro, quello che troppo spesso manca dalle Speriamo, nostre insomma, lui già era in pensione da tempo, insomma, la mission della ST continua, speriamo continui a lungo. Senti, cambiamo argomento, in questa settimana si è parlato molto del ponte, cioè se ne parla sempre del ponte, facciamo copertine sul ponte ormai da una vita, però insomma sembra più vicino questo ponte, no? Insomma, nonostante tutte le difficoltà, Allora, nonostante tutti gli inciampi, però sembra più vicino. Allora, su un'opera così enorme, inciampi, ricorsi, consigli di Stato, TAR, ce ne saranno sempre e comunque. Però diciamo che questa volta la volontà sembra essere arrivata a un punto tale per cui si può avere un inciampo ma non un riavvolgimento del Quindi lo vedremo secondo te così come in foto? Mi auguro che siamo abbastanza giovani per poter ambire a vederlo, o meglio siamo diversamente giovani quindi possiamo ambire a vederlo. Io sono convinto che il ponte si farà se innanzitutto viene come dire, desalvinizzato, nel senso il rischio che intravedo, al di là di come si pensi sul ponte e sulla Lega e su Salvini, un errore sarebbe identificare il ponte sullo Stretto o il ponte di Salvini. Deve essere un ponte dell'Europa, neanche dell'Italia. Un ponte dell'Europa sul Mediterraneo, cioè nell'area più strategica come le vicende internazionali ci ricordano. Allora, se il ponte sullo Stretto è un'opera strategica per il Mediterraneo, per l'Europa e non per l'Italia, meno che meno per la Sicilia e la Calabria, se non è soltanto un collegamento tra due regioni, allora il ponte stavolta credo che si possa fare. L'importante, ripeto, è slegare il ponte, una struttura così importante, dalla personalizzazione di un uomo, quale che sia. Oggi è Salvini, domani potrebbe essere un altro. Insomma, il ponte dovrebbe diventare il ponte dei siciliani e dei calabresi. Insomma, dei calabresi e degli europei. Senti, hai toccato la politica, qui insomma potremmo aprire, forse il tempo a nostra disposizione neanche ci basta. Però insomma ci sono due questioni in questo momento che agitano la politica siciliana, visto diciamo, come dire, la pausa di riflessione che l'opposizione di centrosinistra si sta prendendo ormai da tempo. È tutta una questione interna al centrodestra, una interna a Forza Italia, cioè Schifani, il presidente Schifani, insomma, che deve mettere d'accordo tutti i suoi perché ci sono tanti ribelli, e poi la questione legata a Fratelli d'Italia. C'è un partito che esprime il presidente del Consiglio che va con fievele in tutta Italia, in Sicilia insomma continua anche qui ad avere rallentamenti, defiance, passi inciampi, falsi, a proposito di inciampi. Quindi Forza Italia e Fratelli d'Italia. Io credo che la partita sia ancora da giocare. Si vota nel 27 è un tempo breve ma lungo ancora. Bisognerà vedere per esempio anche l'effetto delle regionali prossime venture. In Calabria, nelle Marche si vota domani e poi nel turno successivo c'è un turno delle regionali abbastanza importanti. Bisognerà vedere all'interno del centrodestra i rapporti di equilibrio e di forza, se saranno confermati o se subiranno assestamenti. Quindi per ora Schifani vedo un'immagine molto significativa. Giorgio Mulè è teoricamente un potenziale competitor per il mandato bis del Presidente. Devo dire che a oggi le tante debolezze rafforzano il governatore in carica. Il mandato bis però è stato fin qui tabù per Nello Musumeci, per Raffaele Lombardo, per Rosario Crocetta, voglio dire, per varie ragioni, le più diverse fra loro, ma di fatto il mandato bis è una sorta di tabù. Schifani è solo questa diciamo, la parte in salita per quanto riguarda Schifani, perché poi non mi sembra che in questo momento i tempi ancora sono lunghissimi. Fratelli d'Italia credo che ha fatto un inciampo, ha avuto un inciampo importante, quindi credo che possa eventualmente rilanciare, ed è un altro tema delle prossime stagioni politiche, su Palermo. Governa l'Italia, non governa la Sicilia, governa Catania, potrebbe chiedere Palermo. E questo nel risico degli equilibri, delle segreterie nazionali e regionali potrebbe avere un peso anche Palermo. Senti, andiamo alle isole, alleggeriamo un po'. A Pantelleria non si raccolgono più i capperi, che succede?
Questa è una notizia, guarda, della scorsa che sembra settimana banale, che, però voglio dire, è una cosa... dà il senso del mondo che è. Nel senso, in una regione a vocazione anche agricola, sottolineo anche perché noi siamo tanta roba e quindi c'è l'agricoltura è importante, ma c'è anche l'agricoltura, in un microcosmo quale quello di un'isola minore non si trovano i raccoglitori di capperi e magari ancora ci sono tanti giovani che non trovano e non hanno più neanche il reddito di cittadinanza. È una delle contraddizioni. Ci sono il tasso di occupazione è molto alto, è il più alto degli anni più recenti, ma ci sono ancora vuoti di organico perché non si trova per esempio un operaio specializzato. Quindi sono le contraddizioni di questo tempo e di questa terra. Beh, insomma, questo è. Senti, da qui è partita, ora andiamo un po', spaziamo, lanciamo lo sguardo oltre, diciamo, i nostri confini. Da qui è partita la flottiglia con vari ritardi, anche qui inciampi, diciamo, contrattempi, però è partita la flottiglia che in questo momento sta navigando verso Gaza. Mattarella ha fatto un appello, diciamo, fermatevi perché non è consigliabile andare a sfidare, diciamo, un teatro di guerra. Il tema è però che c'è un movimento, un popolo che si è mobilitato appunto in favore di Gaza. Cosa ne pensi tu di tutto questo, di tutto questo movimento, cioè la flottiglia, tutto quello che c'è dentro la flottiglia e anche il senso di questa missione? Il senso credo che sin dall'inizio non era quello di arrivare con degli aiuti. Gli aiuti possono arrivare anche in altre maniere e arrivano fortunatamente in altra maniera, anche se subito dopo ne parleremo con anche se in un Enzo contesto Bianco, la comunità ebraica, parleremo un po' di questo conflitto. Avrai modo di approfondire. Il senso della missione umanitaria non era tanto, credo, non era tanto quello di arrivare con tanti chili di cibo, di medicinali. Era quello di accendere un riflettore, un altro importante, per far sì che il mondo tutto, che la società tutta possa comprendere quello che accade in quel terreno, in quella striscia martoriata ieri, l'altro ieri, è la striscia dell'Intifada. Tanti anni dopo c'è qualcosa di ben più grave. C'è un attacco militare da terra, da cielo, di Israele verso quella striscia per segnare un punto di non ritorno per quel territorio. E noi tutti, il mondo tutto, dovrebbe interrogarsi sulla giustezza di questa misura. Al di là, diciamo, poi al di là di tutto, dovremmo pensare intanto alle persone. Non c'è dubbio. Senti, a proposito di persone, parleremo anche in questa puntata di sicurezza nelle grandi città. Catania non è diversa da Palermo, abbiamo visto anche il Ragusano ormai da un po' di tempo, è diventato come dire, una provincia pericolosa per le risse, gli attacchi, abbiamo visto fino a ieri il sequestro, Lampo, una cosa che non si vedeva più da un sacco di tempo. Insomma, questa Sicilia nei grossi centri sta diventando pericolosa, perché? Se mi permetti, è l'Italia che diventa pericolosa. Parli con chi abita a Milano e ti racconta le stesse cose, gli stessi allarmi di un catanese o di un palermitano. Poi parli con le autorità, con il Viminale e dati alla mano i reati risultano in calo, gli omicidi, le rapine. Sì, esatto, si parla di percezione di sicurezza. C'è un contrasto tra un dato numerico, statistico, e la percezione. Questo perché i reati predatori sono quelli che toccano tutti noi. Io esco da qui, mi rubo il portafoglio e quindi vivo su di me quelli un allarme. Numeri, no? I reati predatori sono quelli che destano maggiore allarme perché riguardano tutti noi. Noi stasera andiamo al cinema, andiamo a teatro e all'uscita ci scippano. E quindi c'è una percezione giustamente molto più alta. Poi magari nella cornice istituzionale del Viminale, con un videowall con tutti i dati, ci accorgeremmo che in realtà così non è. Ma i reati predatori sono quelli che destano maggiore allarme e sicuramente nelle città più complesse, più grandi sono, più complesse sono, c'è questo allarme che si sposa e si specchia con una violenza che non si traduce magari in un reato, ma si traduce in un
alzare i toni sempre e comunque. Io ricordo nell'epoca della primavera catanese c'erano un sacco di morti ammazzati, però nessuno li, no? nessuno li percepiva, era vista Catania, per esempio parlo di Catania, ma anche di Palermo con il sindaco Orlando, erano viste come città insomma, che stavano rifiorendo. Senti Antonello, ti faccio vedere, siamo in chiusura, l'ultima fotografia, se n'è andata Claudia Cardinale, bellissima protagonista di tantissimi, del cinema italiano, del cinema internazionale, ma per noi diciamo, è Angelica del Gattopardo, quindi insomma a noi questo Gattopardo ci risuona sempre nelle orecchie, no? Cioè non tanto il film quanto insomma la metafora. Siamo gattopardiani, ci sono tanti gattopardi, nuovi gattopardi che sono peggiori dei vecchi gattopardi, ci accompagna, ma dobbiamo pensare di essere altro e di andare oltre, riusciamo mai a superarla, gli stereotipi. Dipende molto anche dal mondo dell'informazione, è facilissimo, e dello spettacolo in generale, è facilissimo fare una fiction, una serie su antimafia, criminalità, commissari Montalbani, quella si fa sempre. Io non vedo l'ora di vedere una fiction sull'Etna Valley, sul giovane cervello che è stato fuori, rientra e da qui riesce a produrre le forcelle intelligenti che poi vanno sulle moto che tutti quanti noi andiamo a vedere. Ecco, io spero che ci sia un modo di raccontare meno gattopardiano, ma più aderente a una realtà che, viva Dio, esiste, dobbiamo soltanto esaltarla. Allora, Antonello Pirario, grazie per essere stato con noi, direttore della Sicilia, prima opinione di questa nuova stagione. Subito dopo comincerà il punto col dibattito, il primo dibattito di oggi sarà appunto sul conflitto medio orientale, Israele, Gaza, cosa sta succedendo, e ovviamente visto dalle nostre latitudini, tanti ospiti, poi parleremo oggi anche di sicurezza nelle grandi città. Abbiamo un speciale reportage confezionato a San Berillo, che ormai è come dire, il centro storico invivibile dei catanesi. Dopo la sigla rientriamo, il punto. Buon fine settimana, benvenuti. Allora ritorniamo con la nostra trasmissione, il punto, la nuova stagione. Abbiamo visto l'anteprima, l'opinione che ha anticipato una novità di quest'anno del nostro format, però adesso entriamo nel vivo, nel dibattito, che è una cifra di racconto del nostro punto, della nostra trasmissione. Non potevamo esimerci dal raccontare l'attualità, raccontare quello che sta succedendo nel mondo, anche perché la nostra Sicilia sembra, e lo abbiamo detto in tempi non sospetti, davvero centrale in questo racconto del Mediterraneo, dei conflitti in Medio Oriente, dei conflitti nell'Est Europa. È un mondo che sta vivendo una tensione altissima. Oggi parleremo nello specifico del conflitto tra Israele e Palestina, gli attacchi nella striscia di Gaza cominciati il 7 ottobre. Perché dico noi non siamo estranei a questo racconto? Perché a Trapani diventa l'aeroporto della NATO, diventa base d'appoggio, di sbarco, di partenza per gli F-35 impiegati in quella zona del conflitto. Dalla Sicilia è partita una parte della missione umanitaria Flottiglia Global Sumud, che è appunto la missione delle navi che si sono messe insieme per portare aiuti umanitari a Gaza, sfidando anche quello che è il blocco navale di Israele, perché in Sicilia, così come nel resto d'Italia, così come nel resto dell'Europa, ci sono manifestazioni, così come nel resto del mondo, direi, ci sono manifestazioni a sostegno di Gaza contro la politica di Netanyahu e di Israele. Però siccome noi diciamo, nel nostro racconto vogliamo essere quanto più imparziali è possibile, oggi ci siamo fatti, no, anzi nella preparazione di questa puntata ci siamo chiesti: ma come la pensano i cittadini di Israele? Cioè, cosa dicono? Al di là del racconto mainstream, quello dei giornali, delle televisioni, cosa dicono? Perché stanno in silenzio molti di loro? Allora
Abbiamo invitato qui un rappresentante della comunità ebraica di Catania, in questo caso, che saluto. Tra gli ospiti avvocato Baruch Triolo, appunto presidente della comunità ebraica di Catania. Ho invitato il direttore Michele Cucuzza. Ciao Michele, buongiorno, sempre molto attento alle questioni che riguardano le politiche e la geopolitica che riguarda il nostro paese, ma che riguarda anche la nostra Sicilia. Ho invitato a mediare Enzo Bianco, già ministro dell'Interno, una persona, diciamo così, come dire, Bianco, di equilibrio, ecco, in questo, perché serve, secondo me, in questo caso, equilibrio. Non serve... Equilibrio serve sempre, ma quando una situazione è particolarmente delicata e complessa è un requisito addirittura indispensabile. Indispensabile. Qui una volta si diceva di centro, dove il centro significava appunto il centro vuol dire uno capace di ascoltare le varie opinioni e se necessario anche di mediare ed anche di mediare. Allora, abbiamo preparato una copertina con il nostro Ottavio Longo che racconta in un minuto quello che è successo dal 7 ottobre ad oggi. La vediamo e poi iniziamo il dibattito. איננו מרפים ולו לרגע מן המשימה הקדושה להחזיר אותם הביתה. לצערי, עד עכשיו, כל ההצעות לשחרור חטופינו נדחו על הסף על ידי החמאס. Allora, i numeri di Israele dicono che è probabile che sono morte intorno ai 50.000 persone in questa guerra da parte palestinese, di cui quasi la metà, quasi la metà sono guerriglieri di Hamas. Anche i bambini avevano il Kalashnikov, i bambini. Definisci bambino. Allora scusate, definisco bambino? Vergognati! Baruch Triolo, diciamo, equidistante dai fatti del 7 settembre a quello che è successo oggi. Che è successo? Ma è successo quello che era inevitabile. Questa copertina è un pugno al cuore, oggettivamente, chiunque la guardi, diciamo, da qualunque lato. Ribadisco, è successo quello che è successo e che ci si aspettava. Si aspettava perché quando Israele faceva presente al mondo che non era normale che in una fermata d'autobus senza una ragione vera morissero decine di persone civili, Gerusalemme, Tel Aviv, Haifa, solo perché qualcuno doveva sterminare ebrei senza una ragione. E diceva, badate, che non è solo un nostro problema, gli attentati, l'estremismo, l'Islam. State attenti, bisogna arginare. E quando poi l'America esce dall'Afghanistan succede il caos. Succede il caos dappertutto, culmina nel 7 ottobre ed è una operazione assolutamente mirata, studiata nel dettaglio, come abbiamo visto. Non è quella del 7 ottobre, quella del 7 di Hamas. Ottobre, è, diciamo, la punta di una serie di organizzazioni contro lo Stato di Israele, ma noi diciamo contro le democrazie, perché Israele, capite bene quanto la Sicilia, non è che stiamo parlando degli Stati Uniti o della Russia, sono un manipolo di persone, ma è un attacco alle democrazie. E dietro evidentemente, si è capito immediatamente, c'era l'Iran, c'era la Siria, c'erano i paesi arabi, c'era la Russia, tant'è che si è poi piano piano, perché poi si fa chiarezza, no? Nel fumo degli eventi catastrofici, poi piano piano decanta. Gli ordini venivano dati con i walk-talk in lingua russa. Hanno appurato anche questo. Per cui devo dire è stato un attacco molto studiato, ma anche molto
ci ha portato con intelligenza, non è stata, insomma, sono stati servizi molto ben preparati, eccetera, al punto che ancora oggi siamo in una guerra assolutamente ibrida, difficilissima. Lei pensa che mai Israele ha voluto la guerra, non l'ha mai chiesta, non l'ha mai portata. Eppure in questa occasione è costretta, perché si dica quel che si vuole, ancora oggi che ha voluto la guerra è Hamas e tutto quello che ci sta dietro. Quindi voi state, dal suo punto di vista, solo rispondendo a un attacco, con una veemenza tale però che state distruggendo però un paese. Sì, questo è vero, e non è qualcosa che ci gratifica, perché bisogna sapere che Israele è un popolo di responsabilità, è un popolo che non vuole nemici e che tiene alla vita umana più di ogni altra cosa al mondo. Perché però state facendo tanti, credo, nel mondo. Enzo Bianco. Beh, guardi, io innanzitutto, per onestà, devo confessare che io sono cresciuto politicamente, diciamo, con una formazione che è stata sempre molto attenta alla questione israeliana, sia in termini di politica internazionale. Scusi Bianco, se la interrompo la faccio continuare subito dopo. In questi giorni girano sui social le parole di un partigiano, il presidente Pertini, che parlava della questione medio orientale, che parlava del conflitto Israele-Palestina, anche quando non c'era Hamas. Però, assolutamente. Stiamo parlando di qualcosa che esiste da molto prima, quindi diciamo, ho avuto un'educazione politica e civica molto attenta nei confronti di Israele e anche molto attenta nei confronti delle violenze, delle repressioni, delle durezze che le comunità ebraiche hanno subito in molti paesi, anche nel nostro, anche qui in Italia. Premesso che quindi questo è il mio sentimento e premesso che io giudico insufficiente la reazione che è stata data ancora di recente nei confronti dell'evento del 7 ottobre, no? E quindi dell'azione con la quale sostanzialmente Hamas prende gli ostaggi che sono ancora lì. C'è stata una reazione, ma non è stata una reazione adeguata. Con altrettanta franchezza io devo dire che sono profondamente addolorato, dispiaciuto. Mi verrebbe di dire una parola un po' dura, incazzato. Mi scusi l'espressione, incavolato, perché io trovo che oggi la reazione del governo israeliano, e in particolare di Netanyahu, su questa vicenda è una reazione profondamente sbagliata, perché, come dire, sta facendo pagare con la sua reazione una colpa che non hanno commesso molte persone che sono innocenti. Penso per esempio ai bambini palestinesi. Cioè, voglio dire, allora su questo io, con tutta l'amicizia che ho nei confronti di Israele, penso che la comunità internazionale a tutti i livelli debba fare il massimo per riuscire a fare liberare gli ostaggi, perché è giusto che siano liberati, ma non con azioni che siano compiute con violenza nei confronti della comunità palestinese. Una larga parte di questa è totalmente innocente e non c'entra con quella violenza. Recentissimamente Netanyahu ha detto distruggeremo Gaza. Allora, qual è l'obiettivo di Israele, che da 2 anni costringe 2 milioni di abitanti sotto i bombardamenti, con centinaia di migliaia di giovani che protestano in Italia, negli Stati Uniti, in Francia, abbiamo visto. Allora, qual è l'obiettivo? Dove vuole arrivare? Recentissimamente Abu Mazen, che è il leader dell'Associazione Nazionale Palestina, ANP, ha detto: noi siamo pronti a governare la Palestina. Hamas ceda le armi, liberi gli ostaggi. Il 7 ottobre non è qualcosa che riguarda il popolo palestinese. Questo potrebbe, come dire, essere un punto di mediazione importante? Direttore, dice delle cose molto sagge. Tra l'altro quello che dicono anche in Israele, nel governo, lasciamo perdere gli estremisti, qualche ministro un po' più, insomma, accalorato. Tuttavia, da sempre, da quando è iniziata, ripeto, questa guerra difficilissima, perché quando ti viene incontro un bambino con un mitra in mano e l'esercito
come dice bene il presidente Bianco, sarebbe lì pronto a giudicarlo un bambino e quello ti spara addosso, cosa fai? Quello diventa un pericolo da abbattere, perché Hamas, e devo dire con una guerra intelligente, pericolosissima, sta facendo questo, sta mettendo i civili a scudo. Il tema però è questo, cioè... Sì, arrivo No, alla non dico, risposta. Fino a dove? Ecco, fino a dove? Esatto. Perché Ma fino a dove è semplice? sono tutti terroristi in questa striscia di Gaza, cioè tutti quelli che abitano la striscia di Gaza sono tutti La terroristi. comunità internazionale non dice questo, i 150 paesi che riconoscono la Palestina, quasi 150, non dicono la stessa La risposta cosa. è molto semplice, consegnino gli ostaggi, consegnino le armi e lasciino il popolo palestinese in pace. Io ci sono stato, ho visitato. Il presidente in ragione- Bianco ha detto la stessa cosa, quindi la risposta ce l'abbiamo sul tavolo. in ragione delle Questo è il tema, responsabilità che ho lasciate avuto tutto, andate con- via. Ma allora perché non riconoscere lo Stato di Palestina? Ma perché è una fake news, questa è gente, che poi Palestina è Gaza, Palestina è un'altra Però cosa. c'è anche l'ANP in Cisgiordania, quindi se Abu Mazen, che diciamo fa parte dell'ala moderata, chiamiamola così, dice noi siamo pronti a governare Gaza, Ma se Abu Mazen, liberandola da Hamas, mi sembra una posizione se noi facciamo la storia del governo, di quello che Abu Mazen ha rappresentato negli ultimi, dico, a parte negli ultimi anni, ma a parte che non è manco stato votato da non so quanto tempo, non credo che Abu Mazen sia in grado di mettere mano ad una cosa del genere. Ma al di là di questo, noi saremmo felici che consegnassero gli ostaggi vivi o morti, pensi un po', saremmo disposti anche a prenderli morti pur di averli, e liberassero loro, perché non è l'esercito israeliano o Netanyahu che vuole Gaza. Netanyahu è pronto a ritirarsi domani, ma abbiamo bisogno degli ostaggi e che quei territori vengano lasciati liberi da un organismo terroristico così dichiarato dal mondo internazionale. Se questo non accade, la guerra non può finire. E la popolazione palestinese che è lì? La popolazione Dove va a finire? viene salvaguardata regolarmente dall'esercito e da Israele con rifornimenti, con avvisi di lasciare quei posti dove si bombarda. Non è vero, Perché su Triolo, stanno morendo di fame, cioè, ora, voglio dire, non è vero. c'è un paese Non è vero. distrutto, Guardi, io potrei bombardamenti ovunque. Potrei farle vedere dei filmati dove i mercati a Gaza sono aperti, dove i rifornimenti sono a tonnellate buttate di piazzali. Propaganda secondo lei? allora? Assolutamente sì. Scusate, io assolutamente sì. sono stato più volte in queste località. Sono stato Anch'io a sono stato in Gaza, queste località. sono stato in Palestina, sono stato in Israele, conosco di che cosa si tratta naturalmente. E devo dire dal profondo del cuore che questa vicenda e il modo con cui questa vicenda viene condotta da Israele, sapete a chi sta facendo male più di tutti? A Israele. Israele, non c'è Perché dubbio. Israele ha tendenzialmente Non c'è in una dubbio. parte del mondo simpatie per mille ragioni che sono anche comprensibili quello che è accaduto. Vedere le immagini in cui un bambino viene ucciso senza una ragione, adesso non mi si dica c'ha il mitra, può capitare anche che un bambino abbia un mitra, ma molti di quelli che stanno uccisi sono assolutamente innocenti, non c'entrano niente con questo. Il mio appello è quello alla comunità internazionale, anche al nostro paese, all'Unione Europea, all'ONU, a chi cavolo volete voi. Facciamo il massimo possibile perché naturalmente aiutiamo Israele ad abbandonare questa posizione e a salvaguardare il diritto alla vita. La situazione si può fare. Palestina deve essere uno Stato autonomo. Ma loro dicono di no. Israele ha intenzione di annettere anche la Cisgiordania? Ma c'è tutto il mondo che è perché abbia anche una sua Trump ha autonomia. detto non si annette la Assolutamente no, e sarebbe un errore, specie in questo momento. Assolutamente. Senta, ma Poi quelle gestire i immagini, però, coloni- Triolo, quelle gestire- immagini che ha fatto vedere ora, senza girarsi attorno, la riviera Gaza, cioè quello che volete fare diventare Gaza, cioè il racconto di questo conflitto, è anche questo, cioè sembra che Israele, e non smentisce assolutamente con i fatti queste voci, vuole radere al suolo Gaza, cioè ora, a prescindere da tutto, Hamas, ostaggi, eccetera, che possono essere anche ragioni, diciamo, per certi versi da qualcuno condivisibili, però dico, il tema è questo, cioè vogliono prendersi i territori per fare la riviera Gaza, e questo c'è con gli Stati Uniti, con i potenti del mondo. Questa osservazione che fa lei non l'ha mai fatta Netanyahu, non l'ha mai fatta il governo Un suo israeliano. ministro sì, però. L'ha fatta
Trump, ma Trump, voglio dire, sappiamo insomma che alle volte... I rapporti mi pare che sono ottimi. Ma ci mancherebbe, ma anche con l'Italia. Ma anche un suo ministro, un ministro del governo Netanyahu ha detto più o meno la stessa cosa. Ma dico, voi comprendete che in una situazione di guerra a questi livelli, dove già 1000 soldati giovani, figli di Israele, sono già caduti, non è una situazione facile da gestire, anche al proprio interno, perché la guerra è guerra. Allora, però che Israele abbia voglia di impossessarsi di Gaza è assolutamente fuori discussione, ma nessuno, lei pensi che i palestinesi non li vuole nessuno, neanche fra i paesi arabi. Ma voi come la pensate all'interno delle vostre comunità? Cioè siete tutti noi pensiamo quello noi pensiamo quello che le ho già detto. La guerra termina quando tornano indietro gli ostaggi e quando Hamas smette di essere quella che è. E lo vuole anche la Lega Araba, come sapete hanno depositato una risoluzione all'ONU in questo senso. La strada per andare verso la pace questa è la strada. Una strada dritta. Uno, bisogna riconoscere la Palestina come uno Stato autonomo e indipendente. Non ci pensano neanche. No, sto dicendo con grande chiarezza. Non è una priorità. Scusate, è una priorità perché se no non si arriva alla pace. Bisogna nello stesso tempo dire che Palestina non deve coincidere con Hamas. Hamas è un altro organismo in cui c'è di tutto, c'è anche terrorismo allo stato puro, quindi non si può consegnare la Palestina ad Hamas. Bisogna fare della Palestina uno Stato democratico con le sue scelte, con le sue possibilità e andare in questa direzione. Questo è il punto fondamentale. Naturalmente bisogna accelerare la liberazione degli ostaggi, perché anche questo è un punto fondamentale, ma nello stesso tempo, devo dire con altrettanta franchezza, il governo israeliano deve fermarsi, fare marcia indietro, perché quello che sta facendo nelle ultime settimane e negli ultimi mesi è francamente, e lo dice un amico di Israele, inaccettabile e dal punto di vista fisico addirittura doloroso. Quando vedo delle immagini o sento delle storie, Michele. Sinceramente, l'ultima domanda le vorrei fare questa: Israele bombarderà la flottiglia quando si avvicinerà alla zona? Perché già ci sono segnali preoccupanti, tra l'altro lì ci sono anche parti di equipaggio italiano, una comunità internazionale. Cioè i primi segnali con i droni sono europarlamentari, eccetera. Ma scusate, la flottiglia o qualunque altro soggetto sa che sta andando in uno scenario di guerra. Ma porta aiuti umanitari. Sì, ma c'è uno scenario di guerra. Quando io mi avvicino ad uno scenario di guerra devo avere delle cautele. Se io voglio portare degli aiuti umanitari, ci sono dei canali istituzionali per questo. Nessuno può svegliarsi una mattina, specie se ci sono parlamentari che rappresentano una nazione, e fare di testa propria. Esiste un Ministero degli Interni, degli Esteri, che si occupano di queste cose. La ragione evidentemente mi sembra assolutamente politica. Che ragione c'è di andare a forzare uno scenario di guerra sapendo che vai incontro a dei guai? E i parlamentari sbagliano nell'assumere una veste del genere. Quindi conferma che potrebbero esserci azioni militari? Io non credo. Israele? Chiaramente Israele non li fa entrare, su questo non c'è dubbio. Sono così. Senta, ma io posso fare una domanda, dico, anche un po' genere. Cioè voi siete convinti, voi israeliani siete convinti che... Io non sono israeliano. No, diciamo, voi sono di fede ebraica. Come Israele, diciamo, come Israele. Sì. Siete convinti che state salvando il mondo dal terrorismo? Allora, sicuramente devo dirle, il mondo, come dissi in apertura, sta cambiando profondamente. Il mondo, sia per la guerra in Russia, sia per altre guerre e soprattutto il Medio Oriente. Il terrorismo chiaramente è, come accadde, nessuno si spaventò, l'11 di settembre, quando, e nessuno disse nulla, quando l'America invase l'Afghanistan e fece una marea di morti. Nessuno disse niente. Quando si tratta di Israele e degli ebrei tutti si allarmano, però è chiaro che chi sta facendo fronte come democrazia avanzata al terrorismo è solo Israele. Grazie, grazie Baruch Triolo, grazie Enzo Bianco, grazie Michele Cucuzzo. Noi concludiamo qui questa prima parte della nostra trasmissione. Con un appello, me lo consento. Prego Bianco. Appendo dal profondo del cuore, da una persona che ha sempre avuto rispetto verso Israele, al governo e a Netanyahu. È il momento di chiudere questa pagina e di aprire una pagina di confronto serio, perché la pace non è facile, ma è possibile. Con tutto il cuore, Presidente. Ci vogliono le condizioni. Una minima apertura almeno l'abbiamo. Ci vogliono le condizioni, per fare la pace ci vogliono le condizioni. Bisogna essere in due, perché Hamas non ha mai accettato la pace. Ma voi però non siete dalla parte in questo momento. Ma noi abbiamo uno Stato vero, loro non ce l'hanno. Completamente, vabbè. Okay. Allora, ci fermiamo, pubblicità, poi torniamo a parlare di un altro grande tema che riguarda più da vicino le nostre città, la sicurezza urbana.
e tutto quello appunto che riguarda la violenza nelle grandi città siciliane. Dopo la pubblicità. Bravi. Rientriamo in diretta, cambiamo argomento, vi presento subito gli ospiti perché adesso abbiamo un dibattito molto interessante, sentito sulla pelle di tutti i cittadini, il tema della sicurezza. Io ho sentito dire in queste settimane, in questi mesi, percezione di sicurezza, mancanza di percezione di sicurezza. In realtà però le cose succedono e qui non è solo una questione di percezione, è una questione di realtà. Allora vi presento gli ospiti di questo secondo giro, di questa seconda parte della trasmissione. Con noi in studio Ismaele Lavardera, capo, leader del nuovo movimento Controcorrente, deputato regionale. Benvenuto Lavardera. Grazie. Antonio Condorelli, che è tornato con noi. Benvenuto Antonio, bentornato, ben trovato, anzi. Come sei? Agguerrito? Assolutamente, poi il Bello. contesto merita. Bello carico. Alessandro Porto, deputato regionale di Fratelli d'Italia, benvenuto Porto. In collegamento Vincenzo Figuccia, deputato regionale della Lega a Palermo. Buonasera, saluto voi e i colleghi in studio. Ancora in tenuta molto estiva il nostro Figuccia, c'è caldo. E poi saluto il nostro Totò Calì. Ciao Totò, le vignette non mancano mai all'interno della nostra trasmissione. Dai, subito, 2 o 3 vignette veloci per entrare nel tema. Vediamo. Partiamo. Nella prima parte abbiamo parlato, ecco qua, di flottiglia. E, quindi, e questo chi è? Netanyahu, insomma, no? ci Inconfondibile. Questo è Netanyahu, che è un mostro che viene dagli abissi, cerca di mangiare questa barchetta di carta sostanzialmente. Il tema è questo poi, no? Cioè, in effetti, quanto possono resistere? Allora, prossima vignetta. Prossima vignetta, questo è Chiave siciliana. Ancora guerra. Ancora... spostata alla Villa Varaghi di Catania il problema dei droni. prossima vignetta. Droni. Ah, eccola qua. Allora, la fatica dell'Italia a riconoscere lo Stato di Palestina. Allora c'è una Meloni che dice: noi siamo un popolo con una grande storia alle spalle. E il palestinese che dice: a noi basterebbe anche una piccola geografia. Insomma, tu da che parte stai, Totò? Insomma, di fronte a un genocidio c'è poco da dire da che parte stare. C'è poco da dire. Allora, resta lì. Intanto voglio fare subito un giro con i nostri ospiti. Che periodo è? Che periodo è? Qua ce n'è un'altra. A Catania ormai si spara ogni notte. Si spara da qualche ogni notte. E questa è la proboscide dell'elefante che è diventato una lupara, no? Questo è, insomma... No, un fucile. Fucile, no? Insomma, erano altri tempi. Allora, Ismaele Lavardera, che periodo è? Intanto lo ricordo ai nostri telespettatori, Ismaele Lavardera tutta l'estate ha portato avanti una battaglia per la riconquista del mare, della battigia da parte dei siciliani, una battaglia, devo dire, che è partita dalla Sicilia, però come dire, ha coinvolto tante zone d'Italia, perché in tanti si sono resi conto che il mare è nostro, no? Cioè, Sì, una battaglia che è incredibile perché non solo parla di tutte le cose siciliane, ma praticamente tutte le città, i capoluoghi di provincia sono combinati in questa maniera. Catania ha delle veramente grandi difficoltà a riguardo, ma Palermo aveva il caso più eclatante di questa spiaggia di Mondello, chilometri di spiaggia praticamente abbandonata a una società che ormai da oltre 100 anni è in regime di monopolio e che effettivamente addirittura montava tornelli e staccionate laddove le staccionate non potevano esserci da concessione. Quindi abbiamo tolto quei tornelli, abbiamo tolto quelle staccionate, ma mai mi sarei aspettato che mi trovassi davanti l'autista di un capomafia tale Bocchino, che davanti a quelle telecamere quasi reagì fisicamente, e oggi stiamo aprendo un vaso di Pandora che onestamente, Luca, mi inquieta non poco, perché mi sono sempre occupato di cose abbastanza pesanti, ma questa onestamente le supera tutti, perché da una parte ci sono interessi milionari di una concessione balneare, dall'altra ipotetici soggetti che comunque sono vicini anche solo per essere parenti di ovviamente la famiglia Genova, e questa cosa mi inquieta non poco, no? E ringrazio anzi Massimo Giletti, i vari senatori che se ne sono occupati a livello nazionale, Calenda per dirne uno, Farona, che comunque su questa vicenda non mi hanno lasciato da solo e che effettivamente hanno portato la commissione regionale antimafia a volermi ascoltare proprio martedì su questa faccenda.
Sentirà anche il prefetto, ovviamente è una battaglia, no? Questo è il caso, a proposito di sicurezza. Esatto, no, Antonio, c'è un elemento che spicca in questa vicenda, come anche nelle altre che riguardano la sicurezza, ed è quello che tutti gli spazi che vengono lasciati incustoditi dallo Stato o diventano elemento per fare business in modo sconsiderato da coloro che li gestiscono, oppure finiscono nelle mani della criminalità organizzata, e dove non c'è lo Stato, dove non ci sono le regole, dove non ci sono le istituzioni che fanno rispettare le regole, lì si creano dei pericoli enormi per la cittadinanza. Qualcuno quel vuoto prima o poi lo colma. Lo colma. Adesso è quasi fisiologico. Alessandro Porto. No, Luca, Alessandro io Porto, credo... tra l'altro, prima di diventare deputato regionale, è stato assessore alla polizia municipale, al comune di Catania, quindi conosceva anche un po' il tessuto, il territorio, insomma, le criticità del territorio di Catania. Figuccia invece a Palermo conosce benissimo qual è il contesto palermitano e quali sono i rischi. L'altro giorno, adesso poi gli do la parola anche a Figuccia, Alessandro, il suo ufficio si trovava esattamente alle spalle di dove è stato ucciso il farmacista, diciamo, con un colpo di pistola. Quindi vedete quanto è vicino più di ogni altra cosa questa criminalità. Io dico dobbiamo anche stare attenti a non fare apparire la nostra terra come dire, una terra fatta di mafia, fatta di abusivismi, eccetera, eccetera. C'è chi in questa terra combatte, cerca, come dire, di riportare le regole in campo. Io infatti su questo vorrei, come dire, esprimere la mia solidarietà, ma credo che dovremmo farla un po' tutti al nostro sindaco, che per quanto riguarda anche un simbolo, una torta con una sciabola che chiaramente dà il segnale come dire, di negatività. Ve lo faccio vedere, anche questa hai fatto bene a sollevarla, solidarietà ovviamente da parte di tutti noi, credo di poter parlare a nome di tutti, no, della redazione. Esatto, eccolo qua, esatto. queste sono poi chiaramente oggi quei fattori che chiaramente noi dobbiamo evidenziare e dobbiamo combattere tutti insieme, perché c'è chi si batte per portare le regole in campo e poi magari subisce questo tipo di aggressività che poi comunque rischia anche di amplificare su altri fronti. Quindi dobbiamo essere un po', come dire, tutti partecipi e soprattutto collaborare affinché le regole si rispettano, ma soprattutto anche quando assumiamo questi ruoli come oggi, quello di essere partecipi di una trasmissione importante come quella che svolgi tu, caro Luca, dobbiamo lanciare questo messaggio anche non solo di solidarietà, ma soprattutto anche di rispetto delle regole, ma di stare tutti uniti verso la direzione, appunto, che è quello di mantenere la legalità sul nostro territorio e far apparire la nostra terra quello per cui chiaramente ritengo che ci battiamo tutti i giorni, la terra del sole. Figuccia, ce la racconta questa storia che ha vissuto, diciamo, in maniera vicinissima, no? L'ufficio alle spalle, diciamo, della sparatoria. Questa è una storia incredibile, perché Figuccia c'ha l'ufficio al centro di Palermo, lo dico per i nostri telespettatori, no Figuccia? No, beh, ma in realtà, ahimè, è una delle tante vicende che si potrebbero raccontare in questi mesi, in questi giorni, storie di vita quotidiane. Proprio ieri, a dirvi la verità, facendo un salto in avanti rispetto a quello a cui facevate riferimento, mi sono trovato in un episodio dove un gruppo di ragazzi entrano in rotta di collisione con un altro. Da lì a breve abbiamo chiamato forze dell'ordine, soggetti che si occupano a vario titolo anche di sicurezza in spazi privati, la vigilanza privata. Si rischiava che tutto sfociasse in una tragedia, la stessa tragedia, come tu dicevi prima, rispetto all'uccisione da parte, a quanto sembra, del cognato per futili motivi. Insomma, è chiaro che il tema della sicurezza in questa città è un tema sentitissimo, e lo dico in giornate particolari. Proprio ieri l'altro, mentre raccontiamo di questi episodi, commemoravamo l'uccisione del giudice Terranova insieme al maresciallo della Polizia di Stato Lenin Mancuso, un modo che non è solo per ricordare, ma è per tenere viva la memoria, ma soprattutto per coinvolgere i ragazzi rispetto a questi temi.
tutti ci troviamo al centro di un vero e proprio vortice in questo senso. Una domanda la posso fare? Fai la domanda. Allora, intanto so che Ficuccia è un esponente che dice sempre quello che pensa. La domanda però se la chiedono in molti, perché noi abbiamo un governo di centrodestra, le città principali della Sicilia sono amministrate dal centrodestra, c'è stato un decreto sicurezza. La domanda è, ma si vedono gli effetti del centrodestra al governo o si aspettava qualcosa di più? Guardi, io voglio dire delle cose fuori dai denti. Ci sono delle questioni dove non si può scivolare nella demagogia. Lei ha in studio due colleghi, uno di maggioranza e uno di opposizioni, che stimo entrambi. Penso che entrambi, il primo raccontava all'inizio della trasmissione di un episodio che ha vissuto sulla propria pelle, il secondo di una seggenza percepita come una priorità, quella della sicurezza. Non basta soltanto essere al governo o all'opposizione, non basta soltanto volere le cose. Io credo che in questo momento storico non possa esserci una forza politica che non ha a cuore questi temi. Certamente il governo nazionale ha spinto forte sull'acceleratore, lei citava prima il decreto sicurezza, ma la fase storica è davvero particolare. E semplificare dicendo semplicemente che le risposte attivate sono le migliori o le peggiori mi sembrerebbe una semplificazione. Prima che si possa arrivare ad avere contezza piena, dico per carità, collega Ficuccia, per carità, nessuno vuole né semplificare né fare demagogia, però è un fatto ineluttabile che la sicurezza è uno dei temi fondamentali su cui Giorgia Meloni, il governo di destra, si è apposto la propria campagna elettorale e lo ha fatto in maniera quasi, diciamo, come battaglia e cavallo di battaglia delle città. Palermo e Catania sono una delle due città più insicure d'Italia. Allora la politica in questo ha delle responsabilità. In che modo? Le periferie delle città sono abbandonate a se stesse. Ficuccia, lei lo sa, allo Zen regna purtroppo spesso e volentieri il degrado sociale, perché in quei quartieri lo Stato non c'è e demanda spesso e volentieri a quegli spazi della criminalità organizzata, e spesso e volentieri fanno spazio. E quindi io dico che con molta onestà è un parere politico di cui mi assumo la responsabilità. Catania e Palermo dal punto di vista della sicurezza sono l'esempio pratico del fallimento però Ismaele, scusami, e del sindaco. Calcoliamo che noi siamo al governo da 2 anni. No, scusami. Allora porto Ficuccia, andiamo con ordine. Porto Ficuccia. La Meloni è al governo da 2 anni. Dico, in Sicilia sono stati trasferiti 100 uomini, che non sono tantissimi, ma è un segnale chiaro. Il decreto sicurezza, le zone rosse. A Catania abbiamo 200 vigili urbani, 100 già sono entrati e 100 entreranno martedì. Dico, grazie anche al lavoro che abbiamo fatto insieme anche con la collega Viviana Lombardo, il sindaco, dico, ma chiaramente il collegamento anche con il governo nazionale ci ha permesso questa cosa, come in altre città d'Italia. È chiaro che un percorso di legalità e soprattutto di sicurezza non si può realizzare in un anno, perché io ricordo a me stesso, ma credo che sei d'accordo anche tu, quando si parla di legalità significa anche appunto migliorare le periferie, e su questo, per esempio, io ti faccio un esempio chiaro che conosciamo noi catanesi. Noi abbiamo il presidente di un'associazione, Pietro Maravigna, che ho incontrato stamattina, per esempio, mi parlava del cambiamento nella zona di Corso Sicilia, perché gli interventi... Ma sei sicuro di questa cosa? Sì, aspetta un attimo, fermola, perché tu l'hai tirato fuori. Allora... So, no, aspetta, stai buono lì, fermola. Guardate, la Vardera ha parlato di periferia. Di periferia, lo Zen, Librino, le periferie delle grandi città, San Cristoforo, che già siamo più centrali, a Catania, io direi anche via Macheda in alcune parti, a Palermo, che è diventata pericolosissima, però qui dove vi stiamo portando in questo momento, San Berillo, è esattamente il centro storico di Catania, è praticamente alle spalle della via Etnea. Questo è il reportage che ha realizzato Simona Mazzone. Da Santorre ad Alessandro Indurre, vittime della violenza di una Catania senza limiti, anche in pieno giorno. Una lotta per pochi spicci, una guerra tra i poveri, omicidi per mano di immigrati che hanno preso in mano intere zone della città. Santo ucciso a coltellate al porticciolo di Ognina da un 37enne parcheggiatore abusivo, irregolare, originario dello Zimbabwe, e Alessandro colpito a morte in un parcheggio di Corso Sicilia da un etiope di 37 anni.
Poche settimane dopo, una lite tra due nordafricani in pieno giorno. Siamo ancora in Corso Sicilia, dove un egiziano è stato ferito al volto da un connazionale. Un'escalation di violenza, i cittadini sono esasperati. I litigi sono all'ordine del giorno qua? Sì, completamente, perché fino a poco 2 minuti fa, mentre venivo, c'era una donna con un uomo sempre di colore che stavano litigando. Come si vive qui? Allora, come si vive qui è bizzarro. Qua si vive come donna, si vive con lo spray al peperoncino, si vive scortati con i figli, perché obiettivamente non c'è un controllo, non ci sentiamo tutelati da un punto di vista di sicurezza, ragion per cui la zona è diventata un degrado di Catania. Potendolo fare cambierebbe casa? Guardi, purtroppo ci sto pensando, a malincuore, perché obiettivamente amo la zona, purtroppo si è declassato anche il valore dei nostri immobili. Santo Cavallaro è proprietario di 2 B&B in centro. I turisti hanno paura. Quando arrivano vedono quello che c'è e si spaventano. Di cosa hanno paura? Di tutto quello che c'è. La prima l'immagine è la sporcizia, quindi che sintomo vende di degrado. Poi tanta gente, purtroppo tantissima di colore, tantissimi ubriachi, fuori di testa, e quindi hanno questa paura. Noi che lavoriamo con i B&B ci fanno delle recensioni pessime. Questo poi le leggono e la gente non viene più. Ivan Maravigna è l'avvocato dei familiari di Indurre, ma era anche un suo conoscente, gli affidava piccoli lavori in zona, con quei soldi Alessandro sopravviveva. Ci accusano di essere razzisti, i veri razzisti sono loro e loro vogliono imporre questa sottocultura, questa inciviltà la vogliono imporre con la forza a noi, il fatto che sprecciano con i loro monopattini cercando di investirci fregandosene altamente, lo sputare per terra, il gridare a voce alta, il buttare, lo stendere per strada i vestiti, il mettere i capretti per le loro feste religiose col sangue che cola proprio a 20 metri. Un'inciviltà non può mai integrarsi con una civiltà, e siccome li abbiamo concentrati tutti qua dentro, questi ruderi vanno demoliti. Se proprio si deve fare accoglienza, ma dico se proprio si deve fare, deve essere ripartita su tutta la città. Ci addentriamo a San Berillo, ormai in mano agli extracomunitari. Qui si spaccia la droga nascosta in ogni anfratto, e anche dopo le operazioni di polizia, l'indomani torna tutto come prima. Quando arriviamo ci sono extracomunitari che bivaccano, altri che scappano. Scoppia anche una rissa tra loro, alcuni corrono verso di noi, ci vogliono cacciare, altri alzano la voce, c'è chi si allontana. Non ci sono forze dell'ordine che bastano, dopo le retate qui torna tutto come prima. C'è spavalderia, impunità, tracotanza. Leggi italiane poco severe, carceri che scoppiano, criminali arrestati e subito rilasciati. E loro lo sanno, ci minacciano di chiamare il loro legale, alcuni si agitano e non indietreggiano nemmeno davanti alla polizia. Tra tanti, uno di loro timidamente si avvicina, cerca riscatto, è scappato dal Gambia. Omar, tu quanti anni hai? Io sono 24. E cosa fai qua? Io venire ogni tanto qua per cercare il mio amico, perché io ora non c'è il documento per lavoro, sono sempre a strada, ogni tanto andato in campagna per lavoro. C'è anche la tua famiglia qui? No, non c'è la famiglia qui, c'è la mia madre e mio fratello, piccolo fratello a Gambia. Io voglio vivere come tutte le persone, sono qua, ho andato alla cassura per fare denunciare, ho tornato qua per sistemare i documenti, ma allora mi dire devo andare a fare commissione ancora. Ho fatto questa commissione, ancora sto aspettando. Ma io sono qua per la protezione. Asilo politico? Sì. Tua madre come vive? A Gambia e vivere come tutti, ma male. La vorresti qui? Certo. Uno ogni tanto si trova. Voglio dire, con me. scusami,
Io non è che ho detto che abbiamo risolto i problemi, discutevamo con il presidente dell'associazione Maravigna, l'avvocato Maravigna, del fatto che questa amministrazione ha investito nella zona di Corso Sicilia, ha riqualificato, sta cercando di riqualificare i marciapiedi, dovrebbe nascere lì il parcheggio. Comunque degli investimenti sono fatti, ma è chiaro che non puoi risolvere un problema. Si può risolvere poi la sicurezza con ma là c'è un problema diverso, lì c'è un problema degli extracomunitari che sono tutti raggruppati in una via, in una strada, in un palazzo. Non è cambiato che questo da bianco è un problema pubblicità. Bianco a Trentino, no, è chiaro, non è cambiato nulla. Ho come l'impressione che siano due dimensioni che completamente opposte del senso della realtà. Per carità, ognuno nella vita può anche pensare che le cose siano migliorate. Io ritengo che in maniera onesta ancora aspettiamo che il sindaco trentino ci dica che fine abbia fatto la riunione con la Meloni dove si paventava l'esercito. Dove sta sto esercito? L'esercito è funzionale e serve a Catania come serve a Ballarò, a Palermo, dove si spaccia a ogni ora del giorno e si vende crack ai minori. Allora, onestamente, con tutto rispetto, io non dico che ci sono stati dei sindaci, con tutto rispetto, Orlando non è che ha fatto sul tema non è che voglio fare destra e sinistra, anche Bianco, quando c'era Bianco a Catania non si stava bene, quindi non ne voglio fare una questione di destra e di sinistra, ne voglio fare una questione di chi sta al governo. In questo momento al governo ci siete voi e dovete dare le risposte. Le risposte date in questo momento sono sostanzialmente pari a zero. Mio punto le risposte le abbiamo date perché allora dobbiamo andare in pubblicità. Il numero degli extracomunitari sono ridotti che arrivano in Italia rispetto al passato. Io ti ricordo che fino a qualche anno fa il sindaco di Lampedusa era lì a gridare aiuto perché chiaramente un attimo e ci torniamo. Ieri c'è stato il concerto, oggi va il concerto di Claudio Baglioni e questo si permette grazie al a San Berillo il concerto di Claudio Baglioni. A Lampedusa. Ci fermiamo, pubblicità. Non lo potevi fare il concerto di Claudio Baglioni. Rientriamo in diretta il servizio che abbiamo visto realizzato da Simona Manzone con le immagini di Germano Latessa e che ha un po' scosso le coscienze, no? La risposta è che se a questi problemi che conosciamo bene si risponde con l'inasprimento di alcuni reati e non con la prevenzione, non si riesce a risolvere il problema. I decreti sicurezza molto spesso hanno un significato di norme spot per bloccare determinate fattispecie, per incrementare le pene edittali per altre fattispecie, ma il problema è nella prevenzione ed è lì che viene meno l'impegno che non c'è delle istituzioni. Nella prevenzione Antonio, io ti ricordo che abbiamo avuto un ministro che ha fatto subito un processo perché, come dire, ha cercato di fare rispettare le regole. Qui in Italia le cose non sono come ci ha marciato Salvini. Salvini deve ringraziare il problema del ma tu l'hai sentito quel ragazzo? Io non ho i documenti, sono qua. Dico, comunque è chiaro che queste persone arrivano senza documenti e quindi non sono rintracciabili. Delle zone, ragazzi, ma poi mettiamoci nelle mani di un questore o di un poliziotto che ferma una persona che quello non ha il documento, dico, e poi non ha la possibilità di la realtà. Che deve fare? Me lo spiegate? La colpa è solo dei extracomunitari, è un errore. Conosco dei catanesi delle palermitane che fanno pedecci. Ma ragazzi, ma la gente non può fare il proprio lavoro. Allora, i poliziotti sono a rischio ogni giorno a combattere l'onorevole Figuccia, qualche settimana fa c'è stato un episodio che si è verificato qua a Catania. 3 turiste ungheresi sono state abbordate da un van con 3 extracomunitari senza permesso di soggiorno, hanno subito violenza. Allora subito dopo si è scatenata la politica. Tra le tante parole che sono state pronunciate, l'onorevole Figuccia ha mandato un comunicato che recitava così: ronde e castrazione chimica per combattere e punire la violenza sulle donne. Figuccia, qua siamo all'eccesso probabilmente. Allora io penso una cosa, che fino a quando continuiamo ad avere un atteggiamento morbido nei confronti di questi eventi e fino a quando continuiamo a trovare posizioni ideologiche che servono a dividere tra destra e sinistra, oppure, volete dirlo diversamente, tra chi governa e all'opposizione, noi da questa vicenda non usciamo. Dobbiamo capire che quella della sicurezza è un'emergenza gravissima ormai in tutte le nostre città e certamente non è soltanto imputabile a questioni, diciamo, di maggioranze locali, è imputabile a questioni di carattere internazionale che attengono i temi della globalizzazione, che attengono i temi degli sbarchi clandestini, che attengono il tema del terrorismo che utilizza questi poveri disgraziati creando anche morti in mare
per fare traffico di esseri umani, lasciando che non ci sia una equa distribuzione in Europa. La Sicilia oggi sta diventando hotspot di questi paesi e i fatti di cui parliamo sono tutti fatti a cascata. Se poi i dati ci raccontano che le 2 ragazze ungheresi vengono violentate da 2, ora non ricordo, fossero egiziani, se in giro per le città ogni giorno accadono episodi di questo tipo, è diventata un'esigenza poter porre in essere interventi durissimi per poter mettere delle regole. Io ritengo chi fa i crimini è un falso problema pensare che chi fa i crimini sono soltanto extracomunitari. A Monreale sono stati uccisi 2 o 3 ragazzi dai suoi in generale, però se la buttiamo in cacciara sulla questione della razza. Parliamo anche della facilità, della reperibilità delle armi. I commenti dei reati, chiunque esso sia, al di là del colore della pelle, sono dei criminali. Se siano egiziani, se siano americani, se siano francesi. Di dare una ora alla volta, se non si dell'ordine che in questo momento necessitano un ulteriore intervento da parte anche di forze organizzate all'interno della popolazione. È solo un punto fermo, purtroppo, caro onorevole, sa qual è? È quello che rispetto a tutte queste fattispecie, purtroppo per chi governa contano i fatti, quindi non si tratta di portarla in caciara o di accusare. Qui c'è il problema che ci sono delle risposte che non stanno arrivando per come erano state annunciate, questo lo dicono i fatti, mancano i provvedimenti, i provvedimenti non solo sulle fattispecie ma anche su tutti gli aspetti che influiscono sulla sicurezza. Il tema dell'immigrazione, quello che ha intervistato la nostra brava collega Simone, è sostanzialmente un fantasma, cioè un migrante che magari anni fa è arrivato, che ha chiesto la protezione, che non ha i documenti, che non può lavorare, che probabilmente dorme per strada, che rischia di essere ammazzato, che rischia di finire nella borsa del clan Santa Paola e dei Nizza o i loro amici che gestiscono in quella che a Catania è la principale piazza di spaccio della cocaina del meridione. Allora, rispetto a tutto questo, quali sono i fatti che contrappone chi governa? Punto interrogativo. A lei la risposta. Io posso aggiungere una cosa che io domattina non è banale. Scusi Figuccia, un attimo. Io non posso accettare. Scusi Figuccia, un attimo. Andrò a replicare in città. Io devo dire una cosa che Figuccia, un attimo. Volevo aggiungere una cosa a questo ragionamento. Sistemiamo l'audio di Figuccia. Dico, io voglio aggiungere una cosa che non è banale. Non si può accettare, lo avete visto anche nel servizio, che un ragazzo vada a lavorare nella pasticceria dove lavora tutta la sua famiglia. Bravissimo. Va a casa, finisce il suo turno di lavoro, sta per tornare a casa addirittura con le granite da portare alla moglie che è a casa a accudire la figlia piccolina e viene ucciso da un parcheggiatore abusivo, al di là del fatto che era parcheggiatore, un irregolare già con il decreto di espulsione che girava ancora per la città. Poi c'è tutta la falla di un sistema che non può accadere a tutti. È ancora più grave lo scontro diretto che ha avuto col sindaco di Trentino, che io lo ridico in faccia, che il sindaco trentino non sia andato nemmeno a trovare quella famiglia in quella pasticceria nemmeno una volta, a convocare una giunta straordinaria per dire che la città era vicina a quella famiglia. È quella famiglia che ha chiesto. Certi gesti in politica valgono anche di più e certi silenzi la dicono lunga. Allora, Figuccia, prego, continui. Io martedì riceverò a Palermo il capo della polizia del New Jersey. Perché porto questo esempio? Oggi i problemi di regolamentazione dei flussi migratori irregolari è un problema di carattere mondiale. Non è una questione soltanto, non voglio difendere né la Galla né il sindaco di Catania. Non è semplicemente un sistema di politiche locali da mettere in campo, è un problema assolutamente più grande su cui si stanno confrontando, lì sì probabilmente a livello ideologico e a ragione, i più grandi pensatori sul tema. Lo dico anche da sociologo, pensare di affrontare le questioni della migrazione clandestina e di reati collegati a partire dagli episodi di violenza, semplicemente confinandole all'attività di un sindaco di un'area
politica di un'altra è assolutamente un errore. Serve chiedere di più all'Europa ed è questa la direzione nella quale si deve andare. Si risolvono portando il capo della polizia di New Jersey, i problemi di sicurezza? No, no, ragazzi, non banalizzate. Ma perché del New Jersey? Ce lo spiega, non stiamo banalizzando, lo faccio io la domanda. Vi sto dicendo semplicemente che i problemi sono di carattere internazionale. Finitela di dire che c'è un sindaco di centrodestra e di centrosinistra, perché mentre voi scherzate la gente viene ammazzata per le strade delle nostre città e continuiamo a fare derisione su questi temi. Non è questo l'atteggiamento, non è questo l'atteggiamento che porta i manifestanti a rompere le vetrine per le città di Bergamo, di Milano, quando un ragazzino viene fermato al posto di blocco e anziché fermarsi si pianta, e questo ce ne duole perché è un ragazzo che muore, ma questo non deve diventare un modo per tollerare certe posizioni di sinistra che scendono in piazza a spaccare le vetrine. Quindi ragazzi, affrontiamo con il giusto campo un tema che è delicato, non facciamo sterili contrapposizioni che non servono a nessuno. Ma che c'entra spaccare le finestre? A parte lei fa riferimento alla situazione di Gaza, non perché 2 o 3 o 10 o spaccano le finestre, ma significa che tutti sto parlando di quell'episodio cattivi. Ascolti, si ricordi quando ad un posto di blocco, non sto parlando di questo, non buttiamo la... Ma io non ho capito perché, ma io non ho capito allo Zen o se va sto facendo riferimento ad un episodio. Vi ricordate quando un giovane fermato ad un posto di blocco, se il capo della polizia del New Jersey viene al Librino, venne fermato? Mi sentite? Perché ci sono problemi di sovrapposizione del lavoro. Rischiamo. Il problema vero è che se il capo della polizia del New Jersey affitta una macchina e arriva a Catania, probabilmente non trova neanche le ruote della macchina. Cioè dobbiamo dire come stanno le cose. Cioè speriamo che questo capo della polizia invece in altre parti del mondo dove e allora, per semplificare, in altre parti del mondo invece dove in questo momento sta governando il PD non ci sono i problemi della violenza. Voi volete dire questo, che dove governa Fratelli d'Italia e la Lega ci sono problemi, dove governa il PD invece è tutto a posto? Ma vi sembra un modo serio di affrontare il problema? Io non sono del PD, francamente. il New Jersey che c'entra? Figuccia, scusi però, io non ho capito, cioè il capo della polizia del New Jersey perché è un esempio di come funziona bene la polizia, la sicurezza, per questo lo incontra? No, lo sto incontrando perché il tema della sicurezza è un tema che va affrontato attraverso un confronto, mettendo anche a sistema buone pratiche e comprendendo quali sono le migliori azioni che i governi si sono dati. Io ad esempio ho una posizione più drastica, deve fare il sottosegretario, il prefetto, che è quella tanto delle ronde quanto quella della castrazione chimica. Ci sono paesi dove questi strumenti vengono utilizzati e funzionano e io li rivendico. Scusi, onorevole Figuccia, la soluzione, mi permetto di dire, non è tagliare i peni alle persone. La soluzione è andare a monte e fare un'attività di prevenzione che passa dalle scuole, dalle istituzioni e dai territori, dove purtroppo... Bene, spiegatelo al papà della ragazza che è stata violentata, che bisogna fare prevenzione. Spieghi al papà della ragazza che è stata violentata che dobbiamo sensibilizzare quelli che hanno fatto la violenza, spieghiamolo a loro. Dal punto di vista pratico, uno alla volta, se no non si capisce niente. Ci stiamo andando un po', secondo me, fuori quello che chiaramente è il tema della sicurezza. Dico, noi dobbiamo partire dal presupposto, è inutile che parliamo di cose, ragazzi, che poi alla fine tra di noi possono avere una logica. Dico, la verità è che bisogna cambiare cultura, cioè noi dobbiamo pensare che non è che si può pensare che domani mattina non c'è più la droga o che domani mattina non ci sono più gli extracomunitari e viviamo in un mondo virtuale, sono realtà che ci sono. Allora, come ha detto bene Antonio, dico, bisogna inasprire quelle che sono chiaramente le pene, cambiare chiaramente la cultura, investire per cercare di migliorare la situazione di degrado che noi abbiamo in alcuni quartieri. Però io faccio riferimento sempre alle parole che ha detto l'avvocato Maraviglia. Però io dico, facciamo l'esempio di quello che quando viene uno in Italia che è senza documento, senza niente, non può lavorare, è chiaro cosa farà? Farà quello che se ne dovrà andare a spacciare droga perché deve vivere, un intero quartiere deve diventare un ghetto. Maraviglia diceva, c'è l'accoglienza
diverse città, accogliamo in tutta la città. L'unica cosa qual è? Quella di risolve. Infatti si va a investire in quel quartiere per cercare di migliorare e togliere il degrado. Il sindaco di Palermo, il sindaco di Catania, mi andrei a incatenare al Ministero degli Interni chiedendo uomini e mezzi nelle mie città. Non hanno il coraggio né la Galle né Trentino. Ma non è vero, ma non è vero, cosa l'ha detta anche la polizia, l'hanno detto anche i sindacati. Io posso parlare del mio sindaco, io posso parlare di Enrico che è andato più volte a Roma e ha ottenuto risultati. Ma perché? Scusami, 200 vigili urbani? Ma perché 200 vigili urbani come li abbiamo ottenuti? Ma come cosa facciamo? I 100 uomini della polizia in Sicilia, ragazzi, ma poi le risorse sono queste. Possiamo dire che è una questione del Ministero dell'Interno. Ma soldi non ce ne sono. Ma è la questione del Ministero dell'Interno. I sindacati di polizia. Non è che possiamo nascondere il fatto che le forze di polizia sono tutti quanti in pensionamento e non c'è stato un cambio generazionale anche per poter cambiare le cose. La polizia e i carabinieri vanno in giro e vengono menati per quello che la polizia dopo che arresta, ma dopo che arresta, scusate, ma mi dovete spiegare, dopo che un poliziotto arresta un extracomunitario allora fermi tutti e non lo può fare spadare, cosa porta un attimo, spiegatemelo voi, porta un attimo, che rischia anche di essere anche aggredito come spesso avviene. Un attimo, fermi tutti. Totò, 2 vignette e andiamo in pubblicità sulla sicurezza. Un attimo, Figuccia, che dobbiamo andare in pubblicità. 2 vignette sulla sicurezza. Ma questo è un problema tutto umano. Vai, prego, vai, Totò. Uccide una persona, diciamo. Allora, facciamo vedere. Ecco qua, Catania, ancora spari nella notte. Hanno detto spariamo, dice questo al carabiniere. E poi sono spariti. E poi sono spariti. Insomma, vabbè, l'ultima, dai, andiamo in pubblicità. No, questa è su Gaza, ce ne abbiamo un'altra sulla sicurezza, se non ce l'abbiamo la sistemiamo dopo. La sicurezza no. Allora, andiamo in pubblicità e poi la vediamo dopo. Ok, andiamo in pubblicità. Va bene. Rientriamo. Il tema della sicurezza accende ovviamente anche i toni, gli animi, perché l'ho detto in premessa, è un tema che viviamo tutti noi quando usciamo per strada e soprattutto diciamo, ognuno di noi teme poi per le proprie famiglie, i propri cari, perché le città non sono più sicure. È un problema generalizzato, lo diceva anche il direttore della Sicilia nella nostra prima parte della trasmissione, nella parte dell'opinione, dice un problema generalizzato. Milano, Roma non se la passano certamente meglio di Catania e Palermo, però questa escalation, no? Lavardera, Condorelli, Figuccia, Porto, questa escalation in così poco tempo davvero è preoccupante. Antonio. Non ci sono in questo momento i presupposti per un cambiamento, quindi nelle città metropolitane c'è la tendenza e il pericolo diffuso, però la realtà è che si va incontro a una roulette russa. Se la donna viene violentata è perché in quel momento, in quella zona, non c'è una volante che si aggira per controllare, cioè manca la possibilità di controllare il territorio, manca la possibilità di intervenire e stiamo parlando della sicurezza. Eppure diceva Porto prima, i sindaci hanno chiesto e continuano a chiedere risorse, uomini, mezzi, l'esercito addirittura ogni volta. Come si fa? La colpa non è dei sindaci, la colpa, ci vogliono le risposte. La colpa non è dei sindaci, no. E mi rendo conto che non è nemmeno di Ragalle e di Tardino, la colpa è che giustamente hanno un dante causa che è il governo del Meloni, che a cui non possono battere i pugni, perché se battono i pugni chiudono i rubinetti. Ma non è così, ma il problema è che gli deve dare il tempo, anche perché guarda che noi abbiamo ottenuto... Ma siamo arrivati a fine oggi la sicurezza significa anche un sistema diverso, innovativo, le telecamere, il controllo, il monitoraggio. Meglio non parlare delle telecamere. Oggi non si può pensare con la riduzione del personale della polizia che andiamo a controllare il territorio. Di Catania, una volta, ma perché non succedevano? Parliamo delle telecamere. Perché siamo stracolmi di extracomunitari noi a Catania. Siamo stracolmi. Allora, pieno di gente che chiaramente oggi non ha parlate una alla volta, se no non si capisce niente. Una alla volta, se no non si capisce niente. Però scusi, Porto. Io le doti sicilianiste dell'onorevole Figuccia e ricordo quando era un sicilianista convinto non era Figuccio, che ovviamente lo Statuto siciliano, spero lo sia anche adesso, che è il presidente della regione da statuto siciliano e responsabile delle forze dell'ordine, un vero presidente della regione siciliana che vuole fare rispettare quello statuto, non lascia che sia Roma. Ismaele, sai benissimo che non è stato mai applicato lo statuto e questo chiaramente... Ma se no le telecamere, scusate, però le telecamere però potrebbero... Parliamo delle telecamere. Quando c'è stato lo stupro alla Villa Bellini,
Le telecamere erano già state installate con un maxi appalto milionario, solo che c'era un problema. Non è un maxi appalto perché era un contributo. Le batterie erano di 1 milione e passa scadute, che chiaramente abbiamo e non c'era nessuno dietro gli schermi a guardare. Non c'era nessuno, conferma assessore. No, perché non era... erano telecamere che erano a controllo diretto, queste erano telecamere con la registrazione. E ti devo dire che non erano è così, telecamere come se fosse della supercazzola delle telecamere. Se non ci fosse stata nel parcheggio quello di grazie a quelle poche quella telecamera, l'aggressore che ha ucciso il parcheggiatore abusivo non si sarebbe preso in giro di poco. Esatto. Se non fosse stato per quell'immagine della telecamera che abbiamo visto, quella del parcheggiatore abusivo nel parcheggio di Corso Sicilia, non avrebbero preso, così come non avrebbero preso quello di Ognina. E quindi, come vedi, è così. Quindi le telecamere servono. È chiaro, appare ci vogliono le telecamere città, anche intelligenti, ci sono fondi sempre di più inseriando nelle città, che chiaramente anche ti danno la possibilità, come dire, di mettere un allarme e quindi di creare immediatamente e chiamare le forze dell'ordine che possono intervenire, perché è chiaro che non è che si può, ragazzi, le cose, ecco, bisogna fare una programmazione, bisogna dare il tempo per fare le cose. È chiaro che ci vogliono anche le legislatura, per poter poi realizzarle. Finiamo il tempo e poi e soprattutto quando si dice sai qual è a Santa Rosalia quando a rubare ci mesi di rate. Ismaele, sai qual è il problema maggiore? Sai qual è il problema maggiore delle telecamere potrebbero essere un deterrente, poi non è la manutenzione per poterle gestire. Non può discutere con Gonelli in privato. C'è Figuccia, le telecamere però potrebbero servire. Ce la fate? Siete connessi? Sì, vai, Figuccia. Bene, allora dicevamo esattamente questo, che serve un sistema integrato. Quando si parla di buone pratiche e si mettono a confronto esperienze di altre grandi città, quando si parla della possibilità di coinvolgere i cittadini in quelle che io chiamo ronde, altro non è che avviare dei processi che davvero abbiano la capacità di entrare capillarmente nei territori, perché è chiaro, noi nel nostro paese abbiamo un problema di carenza d'organico all'interno delle strutture delle forze dell'ordine, polizia, carabinieri ed esercito. Queste risorse devono essere utilizzate ed implementate al meglio, e vi dico la verità, io domattina sarò dal sindaco La Galla, perché sto inviando una lettera al questore, al prefetto, al Ministero della Difesa, al Ministero degli Interni ed al sindaco, e al sindaco la presenterò brevimani, dove chiedo sostegno perché ci possano essere in maniera integrata queste misure, che parlo di nuove tecnologie, di telecamere installate in città, ma si possa ritornare a quel sistema, un po' come quando fu nella Vardera, forse non c'era ancora, come quando fu che videro in Sicilia davvero l'avvento dell'esercito, perché siamo, che se ne dica, in una fase delicatissima dove servirebbe mettere da parte la logica delle appartenenze per andare tutti nella stessa direzione. Se il risultato sono le rondini, io mi ritiro in Guatemala. Le rondi non è una soluzione. Non possiamo dare ai cittadini quello che dovrebbe fare lo Stato. Lo Stato, le ronde sono No, noi dobbiamo chiedere un maggior... Mi ascolti, noi dobbiamo chiedere che in città ci sia una maggiore presenza delle forze dell'ordine. Dobbiamo immaginare tuttavia che non basta solo questo intervento, l'ha detto lei prima, perché non serve solo una logica repressiva, ma bisogna creare le condizioni perché attraverso una serie di interventi di sistema che utilizzano le nuove tecnologie, a partire dalla presenza delle telecamere, che utilizzano il coinvolgimento dei cittadini attraverso un'azione. Guardi, non immagini gente che va in giro con i battoni. Stiamo immaginando di potenziare un sistema di coinvolgimento dei cittadini all'interno di una serie di aree geografiche, e lei ne ha citate alcune all'interno della città di Palermo, dove un maggior coinvolgimento in termini di sensibilizzazione da parte della cittadinanza può solo fare bene a tutti. Questo serve ad evitare un approccio apocalittici e integrati, serve ad evitare un approccio quando si crea un vuoto qualcuno lo colma, poi c'è sempre qualcuno che lo riempie e quindi deve essere lo Stato a riempire. E dobbiamo evitare che questi vuoti vengano generati ed intervenire prima che sia troppo tardi. Io domattina sarò alle ore 10:30 dal sindaco. Chi di voi studia pure io. Onorevole Figuccia, posso venire pure io? Mi accettate? Io ho fissato un appuntamento con il sindaco. Porto il comandante della polizia di Rockshire.
Le buone pratiche sono ben accolte e mi dispiacerebbe se il comandante della polizia, non ho capito di quale paese lei ha citato, dovesse viverla come un'offesa, perché non mi piace scherzare con ruoli istituzionali come quello del comandante della polizia della città che lei ha citato. Va bene, Figuccia. Allora, intanto grazie, siamo ormai ai saluti. Totò, grazie, hai visto? Siamo tornati belli carichi. Io volevo dire una cosa, scusa. Su cosa? Sulla sicurezza? Se facciamo vedere dunque sulla sicurezza, siccome è un problema di carattere umano, si capisce che una persona che uccide un'altra persona è un assassino. Una persona che ne uccide 60.000 è un capo di Stato. Questo però è un'altra parte, era un'altra parte della trasmissione. Allora, Totò, grazie intanto per essere stato. Visto che è più bello quando entri. La faccio vedere un'altra su Gaza prima che me ne vada. Ma perché l'hai fatta adesso? L'hai fatta estemporanea? Non lo so, dobbiamo cercare, forse non c'è il tempo, siamo già ai titoli di coda. Eccola qua. Ecco qua, qua c'è Mosè. Giustamente Dio, che ha il suo popolo eletto, secondo loro, dice a Mosè: apri le acque. Questa è cattivissima. Questa è veramente cattiva. Grazie Totò Calì per essere stato con noi. Bentornato, ben trovato. Onorevole Figuccia, grazie anche a lei. La Lega sta crescendo, Grazie a voi. Siete stati Sì, è andata bene, vi invito al prossimo anno a tutti. A tutti, col generale Vannacci? Grande personalità. Allora siamo a mare. Ci siamo a nascere grande personalità. Io sono Paparrazzi. Ho capito che la Vardera la mette tutta in divertimento. Se va a nascere grande personalità, io sono Winston Churchill, Figuccia. Tu potresti essere quello che apre le acque, ti ci vedo. Va bene così, basta. Grazie Figuccia, buon fine settimana anche a lei. Grazie a Alessandro Porto, deputato regionale di Fratelli d'Italia, grazie al nostro Antonio Condorelli, grazie a Ismaele Lavardera che continuerà ovviamente le sue battaglie. Antonio, prima di chiudere, se si presentasse oggi, secondo te, un ipotetico partito di Lavardera, a quanto sarebbe? 10-15. Addirittura, sono numeroni. Sì, perché c'è il centrodestra che comunque potrebbe anche spaccarsi. Il centrosinistra non sa ancora che pesci prende. Non fare ragionamenti, che ne parliamo la prossima settimana, facciamo tutta una puntata di politica. Più spaccato di come ne parleremo. Allora, ci salutiamo, grazie a tutti per essere stati con noi, buon fine settimana qui col Punto.